Beh, direi che noi siamo soddisfatti di questa soluzione, speriamo che arrivi in porto e quindi venga approvata, visto e considerato che si introducono degli elementi nuovi importanti per il Veneto, ma importanti in generale per l'efficienza e per la responsabilità nazionale. Quindi la bozza sulle risorse corrisponde a quanto richiesto dalla Regione? Assolutamente sì, la norma finanziaria, come si dice, l'articolo riguardante la norma finanziaria come è stata discussa ieri a noi va bene. Guardi, la data del 15 febbraio, come ipotizzata dal Premier Conte, prevedeva la chiusura dei tavoli tecnici ed è esattamente avvenuto ieri, con la chiusura col tema della norma finanziaria. Adesso la bozza c'è una bozza importante, se venisse approvata con tutte le nostre richieste, io sono pronto a firmarla in qualsiasi istante, restano in piedi però degli aspetti relativamente al tema delle infrastrutture, al tema della cultura e al tema dell'ambiente e della sanità. Però sono un inguaribile ottimista, sono convinto che una soluzione la troveremo. Ma guardi, è una rivoluzione epocale, è una vera e propria riforma e dal rango di grande riforma. È logico che il travaglio sia un travaglio molto più importante, però ci sta. Glielo dice uno che ha avuto le battaglie perché non si realizzasse il referendum in Veneto. Direi che ci sta che ci siano perplessità, noi siamo qui pronti a chiarire e soprattutto non possiamo accettare che qualcuno dica che questa è la secessione dei ricchi, perché vuol dire prima non rispettare la Costituzione, dopo non aver capito nulla. Spero qualche giorno, poco, visto e considerato che le partite sono veramente rimaste poche, sono da dita di una mano, non sono tante, per cui se c'è volontà si chiude, se non c'è volontà allora vuol dire che si va verso una visione conservatrice di questo Paese, ma la storia ci punirà, perché comunque il futuro è il federalismo, l'autonomia e la responsabilità. Ma guardi, noi vediamo le controproposte, abbiamo chiesto un bel po' di roba, siamo convinti del fatto che questo porti ad essere più efficienti, ma come chiunque altra regione chieda queste competenze. Non posso accettare che ci sia il mio collega De Luca che invece di fare una battaglia per portare a casa l'autonomia fa la battaglia perché gli altri non abbiano autonomia. Vuol dire che la campagna ha scelto l'assistenzialismo, ce lo dica. Ma guardi, questo è un processo lungo e importante. Si parte dalla spesa storica che verrà superata nel giro di 3-5 anni con la norma finanziaria che è stata scritta ieri, però è pur vero che quelli che si agitano di più sono gli stessi che si agitavano difendendo la Costituzione fino a pochi giorni fa. Poi si sono accorti che la Costituzione che aveva in mano prevedeva proprio quello che noi chiediamo. Ma guardi, il contributo della Regione c'è già. Siamo sul pezzo, si evitino polemiche, noi non le cerchiamo, c'è bisogno dell'aiuto di tutti, stiamo parlando di 208 comuni martoriati, stiamo parlando di 28.000 ettari di bosco a terra, la squadra sta lavorando e i risultati si stanno già vedendo. Andate in Altopiano d'Asiago, l'80% delle vendite è andata bene, è andata in Val Visdente, l'80% è andato bene e adesso aggrediremo pian piano anche il tema Gordino, fermo restando che abbiamo 85 nuovi siti valanghivi che prima non avevamo, quindi questa è la vera preoccupazione. È corretto affermare questo dopo il primo anno di avvio, cioè nel senso che negli anni successivi gradualmente si arriverà alla media nazionale. No, significa che la norma finanziaria, ovvero il tavolo tecnico, regioni, ministero, MEF, quindi Ministero delle Finanze, si è chiusa con un accordo. Vabbè, ovvio, poi c'è tutta una procedura che è conseguente alla norma finanziaria. Procedura è quella scritta lì. Però è esattamente quello che, sì, è esattamente quello che comunque è accaduto, che so, nel 1972 in provincia, nella regione Trentino-Alto Adige, quando si è deciso di spogliare la regione delle competenze e darle alle due province. E questo è un grande accordo, un accordo che va verso l'efficienza. Ricordo, è strano trovare governatori che dicono che non vogliono essere autonomi. Io mi chiedo come possa la campagna fare queste richieste. Con la deadline europee? Beh, guardate, la vera pietra miliare è l'uscita dal Consiglio dei Ministri e la firma dell'intesa, dopodiché il tema del passaggio parlamentare io spero vivamente che ci sia prima dell'europeo. Nel giro di un mese lei pensa di chiudere o anche prima? Ma se c'è buona volontà lo si può chiudere velocemente. Sa, questa è anche una cartina di tornasole per capire se vogliamo un'autonomia vera o un'autonomia finta. Ma allora quando ci si candida, bisogna leggere bene il programma, perché nel programma c'è scritto. Non teme
in Parlamento una resistenza anche trasversale da parte dei parlamentari del Guardi, Sud? io penso che è normale che ci sia qualcuno che non la pensa come te, ma la tua libertà finisce dove inizia la mia e i veneti hanno votato, hanno fatto un referendum. Non si capisce perché i veneti non possono avere una risposta che è in linea con la Costituzione. Cioè chi oggi parla male del progetto del Veneto, della Lombardia o dell'Emilia Romagna vuol dire che è contro la Costituzione. Allora la coerenza vuole che tu vai, presenti la modifica della Costituzione, allora ci confrontiamo su quella. Ma guardi, allora, Hai qualcosa di completamente no, diverso? guardi, io non faccio polemiche, però, No, non è questione però di è capire se appunto il PD si riconosce dentro questo percorso. A me era quello che volevo chiedere. allora, innanzitutto il PD ha fatto di tutto per non farci fare il referendum, ci ha portato in Corte Costituzionale. Il PD ci ha vietato la tessera elettorale nel referendum, il PD ci ha mandato al TAR, il PD ci ha fatto pagare anche tutta la sicurezza ai seggi, quindi mi sembra che come se primogenitura il PD non ne può vantare questa roba. Questo no, però il PD dell'Emilia Romagna la pensa come lei, mi pare un governatore del PD. Assolutamente sì, E quindi... ma anche lui ha fatto la battaglia con noi. ok. Scusa, ma dopo stasera cosa può succedere? Ma può succedere, guardi, io immagino che da stasera il Consiglio dei Ministri analizzerà la bozza, faranno la lista dei punti nevralgici e poi ci sarà, come ha annunciato Conte a fine dicembre, ci sarà il Presidente del Consiglio che affronterà il one to one con i singoli governatori per le singole partite. Poi ricordo che le intese non sono proprio perfettamente sovrapponibili, perché ognuno chiede le cose che più diciamo, sono confacenti alla sua realtà. Percentualmente che quota siamo di accoglimento? Adesso, Percentualmente siamo a un 70%. rispetto alle richieste formulate, si intende? Sì, rispetto al formulato sì. Considerate che la norma finanziaria è assolutamente una... Infatti su questo volevo chiedere quello che abbiamo chiesto una firma, perché ovviamente sarebbe vittoria su tutta la linea in quel caso. Ma non è una... Io ti chiedo, rispetto alla bozza Sì. di cui stiamo parlando, con le cose dentro, tu la ritieni firmabile? Vanno risolte delle criticità, se no no. Cioè bisogna che ci siano criticità risolte, ma lo sappiamo, non mi preoccupo perché abbiamo lo spazio per trattare ancora. Del resto ragazzi questa lo sapevamo dal primo giorno che non era una passeggiata. Tutta la partita delle ferrovie che è decisiva, direi, come trasferimento di risorse È di servizi veri. è una delle partite, ce ne sono altre che ieri Sono hanno, quante? 11, ce ne sono 12, altre, 14 ce ne sono altre che ieri hanno visto l'alba che magari prima non ce l'aveva.